L'architetto Giuseppe Parello tornerà a Palermo. Lo fa dopo la rotazione dei dirigenti operata dal presidente della regione Nello Musumeci, che ha posto fine al suo incarico di direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi. Un ruolo che all'ormai ex direttore era già stato rinnovato una volta e che ha ricoperto negli ultimi anni. Parello va dunque a Palermo, guiderà il quarto servizio pianificazione paesaggistica del Dipartimento dei Beni Culturali e delle Identità Siciliane. Gli anni della Valle dei Templi, trascorsi sotto la direzione Parello, hanno visto sempre più riscontri, successi e ingressi. I ticket staccati sono aumentati di anno in anno e numerosi sono stati gli eventi che hanno dato risalto al simbolo dell'antica Akragas e dell'odierna Agrigento. Oggi la Valle dei Templi è il primo sito in Sicilia tra i parchi regionali più visitati, ancora di più del tanto apprezzato Teatro Antico di Taormina. Al posto di Giuseppe Parello si insedia Roberto Sciarratta, che passa da dirigente a direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Cambia anche il volto del Consiglio del Parco, a ricoprirne la carica di presidente è Bernardo Agro.